Autorità, signore e signori, buongiorno e benvenuti all'8ª giornata dell'economia, che si svolgerà in due parti. Nella prima verranno forniti i dati dell'economia trevigiana nel 2009 e gli indicatori della congiuntura. In questo capitolo vi saranno anche le anticipazioni dei risultati dell'ultima indagine sul sentiment delle imprese trevisane, che saranno più ampiamente illustrati dal dottor Capuano. La seconda parte, dedicata alle eccellenze dell'economia trevigiana, tema scelto quest'anno perché siamo convinti che la nostra economia debba guardare queste imprese cresciute nel nostro territorio per ritrovare stimoli ed idee in grado di spingere l'economia verso una nuova ripresa qualitativamente diversa da quella finora sperimentata. Nell'ultimo anno in Veneto e a Treviso ha sofferto di più il comparto manufatturiero a causa della caduta della domanda internazionale. In Veneto il PIL si è contratto del 4,8% e sull'economia locale ha pesato il crollo delle esportazioni diminuite del 20,6%. Lo stesso si può dire del trevisano, in cui l'export è calato del 21,2%. Il 2009 si è chiuso con la produzione industriale in flessione del 7% rispetto allo stesso trimestre del 2008, quando la crisi, occorre ricordarlo, era già in atto. La novità di rilievo è la comparsa del segno positivo nei confronti tra il terzo e il quarto trimestre 2009, che è un più 5,8% dopo 15 mesi di flessione continua. Un dato che ad ogni modo ha bisogno di una conferma convincente prima di poterlo considerare inizio di prossima uscita della crisi. Resta basso infatti il grado di utilizzo degli impianti, pari a 64,4%, valore di oltre 10 punti inferiore rispetto alla media delle rilevazioni del 2005 e del 2007. Il protrarsi di questo accesso di capacità produttiva potrebbe rappresentare il problema di fondo delle imprese per i prossimi mesi, con tensioni sia sul fronte della struttura dei costi sia sul fronte dell'impossibilità di riassorbire il personale oggi in cassa integrazione. Critica anche l'occupazione che, secondo le stime, ha conosciuto una flessione tendenziale annua del 4,9%. Per il fatturato la variazione congiunturale del quarto trimestre è di un più 3,3%, ma quello estero cresce del 5,8%. Segnali che tuttavia non evitano di chiudere l'anno con una variazione tendenziale pari al meno 10,6% per il fatturato realizzato all'estero e al meno 9% per le vendite in totale. A livello settoriale le perdite tendenziali più consistenti vengono dai comparti del legno arredo e dei macchinari industriali. In entrambi i settori il fatturato totale perde il 12%. In tempi di crisi le imprese hanno cercato anche di ridurre costi e margini, dato che emerge dall'andamento dei prezzi di vendita con un meno 2% in flessione per il quarto trimestre consecutivo. Come Export a Treviso ha già sottolineato e registra una flessione delle esportazioni pari al 21%. Macchinari industriali di ogni modo rimangono la prima voce all'export trevigiano, malgrado la flessione dell'esportazione sia stata pari al meno 25%, e cioè meno 480 milioni. Tra i principali acquirenti dei macchinari prodotti nella marca registrano pesanti flessioni la Francia, la Germania, gli Stati Uniti, la Spagna e la Russia, mentre i dati positivi vengono da Cina col 41%
e dall'India col più 61%. Al secondo posto della graduatoria rimangono i mobili con esportazione per 1,2 miliardi di euro, in flessione del 18,8%. Per quanto riguarda i principali mercati di destinazione, si registra una sostanziale tenuta del mercato tedesco al primo posto con meno 2,7%. Segue il settore delle calzature che limita la flessione al meno 11%, pari a 103 milioni. Al quarto posto, con 700 milioni di export, si posiziona l'abbigliamento, con una flessione del 30% nei flussi commerciali rispetto all'anno scorso. All'interno del settore moda la maglieria appare il settore in maggior difficoltà, abbiamo un meno 40%. Negli altri settori si registra una contrazione del meno 21% per l'elettrodomestico, del 22% per la comparteria metallica, del 24% per le apparecchiature elettriche e per il 18% per la gomma plastica. Si mantengono invece pressoché stabili i settori alimentari, un meno 1,4%, delle bevande 3% e un più 1,2% della gioielleria. È sempre comunque la Germania il principale mercato dove esportiamo merci per quasi 1,3 miliardi, valore in flessione sicuramente di un meno 17%. Segue il mercato francese per oltre 1 miliardo di euro, anch'esso in flessione per il 16%, il Regno Unito e la Spagna. Il commercio con la vendita al dettaglio registra una flessione del meno 2% rispetto a quello del 2008. Nell'ultimo trimestre del 2009 il fatturato trevigiano ha presentato una flessione del meno 5% rispetto al trimestre dell'anno precedente. Teniamo bene ancora come imprese, si chiude con 92.676 imprese in provincia di Treviso, di fatto un meno 868, vale a dire un 0,9%. Per quanto riguarda l'analisi del settore delle attività, registriamo un meno 333 aziende nel manufatturiero e meno 188 nel settore delle costruzioni. Questo è il primo passaggio della giornata e vediamo invece il secondo, che è un dato significativo, ossia le nostre eccellenze della provincia di Treviso, che a volte vengono registrate in modo positivo quando siamo all'estero e molto meno quando siamo qua, perché le abbiamo proprio fuori dalle porte di casa. È qui che c'è un'affermazione che devo dire, ricavandola proprio da alcuni passaggi della pratica sportiva, ed è un'affermazione che vede l'imprenditore del futuro che non dovrà inseguire la palla, ma cercare di piazzarsi dove pensa che la palla arriverà. E se è vero infatti che gli indicatori congiunturali ci fanno giustamente preoccupare, abbiamo un dovere da adempiere, che è quello di continuare a guardare avanti, non per ignorare i segni della crisi, ma per saperne cogliere la portata per il futuro e le opportunità nascoste.